Ed eccoci al campionato. Dicevano che si potesse ormai bloccare su un risultato di parità, che il Matera, già in 10 uomini dal 10° minuto della ripresa, era riuscito ad imporre e portare in porto senza infamia e senza lode, ha avuto l'impulso giusto quasi al 90°. E grazie a questo guizzo finale, i lentinesi, che di calcio parlato in queste settimane hanno fatto sprecare le cronache, hanno dato ancora una volta la giusta risposta, conquistando un meritato successo. I bianconeri sono scesi in campo con la stessa formazione della scorsa domenica e questo schieramento, per la verità, nel primo tempo ha velocizzato bene il gioco e la Leonzio si è fatta pericolosa in più di un'occasione. Già al 10° la Leonzio sale in cattedra con De Amicis che crossa per Zani, che manca di poco l'inzuccata. I brividi per la difesa del Matera si ripetono al 27° e al 41°, sempre grazie ad Anastasi. Il Matera, che si è schierato con De Ruggeri libero e De Stefano e Marino a controllare rispettivamente Zani e Mancuso per tutto il primo tempo, ha avuto scarse occasioni da gol e nulla addirittura ha potuto fare al 46°, in piena zona recupero, cioè con De Rosa slalom che tutto solo dalla propria metà campo si procura un pallone che scaraventa direttamente in rete, e l'1-0 per la Leonzio. Nella ripresa al 10° il Matera rimane in 10 uomini per l'esplosione di Di Stefano, reo di un vallaccio su Mancuso. Al 13° Toledo impegna seriamente il portiere della Leonzio, ma la risposta dei padroni di casa non si fa attendere. Al 17° con finale di Zani e al 23° con Malaguarnera. Le sostituzioni a questo punto: per la Leonzio escono Zani e De Rosa ed entrano in campo Docente ed Insauto, mentre per il Matera Lorré e Visciglia prendono rispettivamente il posto di Mucciarelli e Cicchetti. La doccia fredda arriva al 29° per la Leonzio. Dalla bandierina Tirabressi c'è una deviazione di De Solda e Visciglia come un ariete di testa in sacca. Gli ospiti a questo punto badano a difendere il risultato acquisito, anche perché con un uomo in meno non possono chiedere proprio nulla di più, ma la Leonzio ci crede sino alla fine e al 44° arriva la seconda rete. C'è un buco nella difesa del Matera, il pallone carambola sui piedi di Anastasi e si proietta inesorabilmente in rete nonostante il tentativo di De Solda di salvare il salvabile.